Un invito a rispondere per una richiesta di contatto. Il mittente che appare nello spazio della casella di posta è apparentemente insospettabile: monsignor.pizziolo@gmail.com. Niente di meno che la mail del vescovo di Vittorio Veneto Corrado Pizziolo, a prima vista. Peccato che con quell'indirizzo il capo della curia vittoriese non c'entri nulla. Ed è quindi molto probabile che dietro la dicitura del mittente mail si nasconda qualche professionista della truffa e del raggiro. Le segnalazioni sono arrivate a decine in questi giorni alla diocesi, tanto da costringere a diffondere una nota precisa. La curia della diocesi vittoriese, scritto nella comunicazione di queste ore, avverte i parroci e le comunità religiose, ma non solo loro, che l'indirizzo non è in alcun modo collegato al vescovo Corrado. Si invita pertanto a non rispondere a eventuali messaggi ricevuti da tale indirizzo. La diocesi inoltre avverte che qualora giungessero dei messaggi sospetti a firma del vescovo, di avvisare tempestivamente il servizio informatico della diocesi al numero 0438 948 221 oppure via mail all'indirizzo informatico@diocesivittorioveneto.it. E comunque, a scanso di equivoci, il vero indirizzo mail di Monsignor Pizziolo è vescovo@diocesivittorioveneto.it. Solo da questo indirizzo mail possono arrivare comunicazioni ufficiali dal vescovo di Vittorio Veneto.